fermo qua, Virgilio. Allora, premio dei diritti umani 2013 a Doriana Vovola, creatrice di Etica in atto. Legge la motivazione Giuseppe Lorini. L'attore, ecco qua, legge la motivazione che ti fornisce il nostro presidente. Poi ci dici anche qualcosa di te. Doriana Vovola, e leggiamo la motivazione. Si conferisce il Premio Italia Diritti Umani 2013 a Doriana Vovola. Doriana Vovola svolge da anni una preziosa operazione culturale volta a restituire al teatro la sua forza, il suo perché originario in quanto efficace amplificazione dell'attualità, contrastando lo scollamento degli autori teatrali stessi dalle tematiche di carattere sociale, ambientale e civile, invogliandoli a utilizzare il mezzo e la poetica teatrali per favorire l'ascolto dell'altro ed ampliare lo sguardo oltre i tanti strappi e le tante zone d'ombra, verso una reale consapevolezza della rete di interdipendenza, di diritti e doveri di tutti gli individui e di tutti i popoli. Particolarmente degna di nota è poi la sua ferma volontà di salvare dall'oblio la figura e l'opera di Antonio Russo, da lei suggestivamente definito un essere umano senza serrature, una gola instancabile che non poteva non gridare insieme ai bambini o ricordare insieme ai vecchi o non sperare insieme a madri e padri. A lui Doriana ha voluto dedicare il premio di drammaturgia Etica in atto da lei stessa creata, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. Complimenti. Viene offerta da Luca Barucchelli, è un'opera di Luca Barucchelli che rappresenta una bella colomba della pace. Io